Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie dalla nostra regione, la cronaca prima di tutto con i tanti incidenti stradali che continuano a insanguinare le strade del Veneto, ma poi c'è l'attualità, la politica, la situazione di famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche alle prese con l'esplosione dei costi dell'energia, delle bollette, con grandi difficoltà per chi fa impresa, per portare a casa anche i soldi per pagare le bollette, i comuni che devono fare scelte anche impopolari a volte per affrontare il periodo che sta arrivando, la cultura, perché ricordiamo, insomma, la nostra regione continua a regalare quasi quotidianamente importanti scorci di storia, arte, letteratura. Addirittura ricordiamo, ieri ricorrevano i 200 anni della morte del Canova, oggi c'è l'importantissima vernice, quindi l'apertura ufficiale per la stampa, per le autorità della mostra dedicata al Canova a Bassano del Grappa. Noi ci saremo, vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosa già in diretta durante questa fase della nostra informazione, quindi tantissime notizie da tutto il Veneto, ma partiamo, come dicevamo, dalla cronaca. Ancora incidenti stradali dall'esito mortale, vediamo. Uno schianto drammatico, un boato, poi le fiamme. L'ennesima vittima della strada è un 19enne, Antonio Funes, residente a Caselle de Altivole. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane all'improvviso avrebbe sbandato andando ad invadere la corsia opposta da dove stava sopraggiungendo un furgoncino. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è accartocciata e subito sono divampate le fiamme. Ad accorrere i residenti di via Montegrappa che hanno spento il principio di incendio gettando dei secchi d'acqua. Immediatamente è stato lanciato l'allarme sul posto, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari ed i carabinieri. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. Per il 19enne non c'era più nulla da fare. Ferito gravemente invece l'autista del furgone, è lì trasportato all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. Una strada questa pericolosa. È una strada importante, una strada provinciale che non solo collega la parte est con la parte ovest, ma è attraversata da molte strade che congiungono dalle abitazioni al centro delle frazioni, per esempio Fossalunga, per cui anche solo l'attraversamento di questa strada diventa pericolosissimo. Quindi è una strada che non ammette distrazioni, non ammette proprio nulla, proprio per questo motivo qui. Antonio Funes, la 48esima vittima della strada del 2022, era studente universitario. Aveva perso il papà 2 anni fa e viveva con la mamma. L'estate scorsa Antonio, molto vicino ai temi del sociale e dell'ambiente, aveva partecipato ad un progetto sociale in una missione del Brasile ed era tornato nella Marca a settembre. Poi gli studi, gli amici e tanti sogni. Tutto si è infranto lungo questa strada. Incidenti stradali nelle scorse ore anche a Padova, vediamo. Un motociclista è ricoverato in prognosi riservati in ospedale a Padova. Ancora un incidente sulle nostre strade. Ieri sera, poco prima delle 20, in tangenziale lungo via poco prima dello svincolo con la A4 in direzione Limena, un furgone e una moto si sono scontrati per cause ancora al vaglio della polizia locale. Ad avere la peggio il motociclista di 55 anni, residente in provincia, che è stato sbalzato con violenza sull'asfalto finendo nella corsia opposta di marcia dopo aver scavalcato il guardrail. L'uomo in gravissime condizioni è stato subito soccorso dal SUEM 118 e portato in ospedale a Padova. Nel pomeriggio invece lungo via Piovese una 55enne in bicicletta è stata colpita dallo sportello di un'auto aperto da un uomo che aveva appena parcheggiato. La donna è stata sbalzata a terra riportando gravi ferite. Sono ancora ricoverati invece in ospedale a Cittadella i 2 feriti dell'incidente mortale avvenuto mercoledì sera a San Giorgio in Bosco e costato la vita ad un operaio di 41 anni. Uno di loro è il consigliere comunale provinciale di Fratelli d'Italia Fabio Miotti, che in un messaggio ha aggiornato sulle sue condizioni. Numerosi i traumi riportati dal 34enne consigliere, che dovrà rimanere in ospedale ancora per qualche giorno. Avevano destato grandissimo dolore, grande cordoglio le immagini dello schianto avvenuto la settimana scorsa in A4, ancora una volta nel tratto maledetto di quell'autostrada, con le vittime, 6 morti che sono diventati 7 pochi giorni dopo, con la scomparsa anche dell'ultima persona che era in ospedale. Ieri i funerali allo stadio di Riccione, con le immagini di Teleromagna e Rimini Today si vedono il dolore
di due comunità, quella di Riccione e di San Donà, perché era presente anche il sindaco. Le 7 bare l'una accanto all'altra, ricoperte da una cascata di fiori e sopra appoggiate le foto di Massimo Pironi, Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. I feretri vicini anche nell'ultimo saluto, come vicine sono state le 7 vittime in quel maledetto viaggio lungo la A4. In migliaia si sono riuniti allo stadio Nicoletti per dire addio all'ex sindaco di Riccione, ai ragazzi e agli educatori del centro 21, per ricordare i loro sorrisi, il loro impegno verso gli altri, ma anche per dire loro grazie, come fatto durante l'omelia dal vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi. Il primo grazie lo vorrei rivolgere ai nostri indimenticabili fratellini e sorelline, che noi diciamo con parola incespicante scomparsi, perché non li vediamo. Eppure non sono né dispersi né si sono resi latitanti, perché Gesù è risorto e li ha messi in grado di vederci e di ascoltarci. E poi via via un grazie, anzi 7 grazie per ognuna delle vittime ricordate attraverso momenti di vita. E allo stadio Nicoletti ha voluto essere presente anche il sindaco di San Donà, sin da subito vicino alla comunità di Riccione. Noi del Veneto abbiamo avuto la possibilità di conoscere delle vite straordinarie per le esperienze di vita autonoma di persone con disabilità, per la testimonianza di un ex sindaco che ha deciso di interrompere la vita amministrativa e di dedicarsi all'attività di volontariato, insomma tanto che credo proprio ci farà riflettere a lungo e anche poterne trarre esempio. Rimaniamo in questo argomento così difficile, così delicato. È giunto a sentenza il processo nei confronti dell'investitore dei 4 22enni di Musile di Piave. Vediamo com'è andata. Non possiamo dire che proviamo soddisfazione per la fine del processo. Nessuna condanna, nessuna pena potrà mai darci una qualche soddisfazione. Inizia così all'indomani della sentenza di condanna a 8 anni per Alin Marinica, responsabile della strage di Jesolo a luglio 2019, il commento scritto dai genitori dei 4 22enni di Musile che quella notte hanno perso la vita. La sentenza della Corte di Cassazione, si legge ancora, avrebbe dovuto mettere la parola fine a questa battaglia e restituirci alla quotidianità del nostro dolore. Speravamo di poter voltare pagina, sapendo che chi ha ucciso i figli avrebbe affrontato una pena vera. Non importa quanto lunga, ma una pena reale. E invece, concludono, siamo qui a cercare di capire se saremo costretti ad affrontare anche la beffa finale. Marinica, elettricista di nazionalità romena, ha scontato finora 3 anni e 3 mesi ai domiciliari e grazie allo sconto automatico ora la pena residua scenderà sotto la soglia dei 4 anni che il legislatore ha stabilito essere ostativa all'esecuzione automatica della pena, all'insegna delle misure alternative al carcere. Ciò significa che da venerdì la procura sarà obbligata a concedere la sospensione dell'esecuzione in attesa che sia il tribunale di sorveglianza a decidere. Restiamo in tema, se non stradale, ma almeno di automobili, però cambiamo decisamente il punto di vista, perché a una professoressa di Padova sono state date alle fiamme le auto e c'è una donna che sarebbe indagata per stalking. Non sarebbe stata presa di mira da una baby gang, bensì da una donna, forse per una questione personale, la professoressa della scuola media Briosco dell'Arcella, che in 1 mese e mezzo ha subito per ben 2 volte l'incendio dell'auto. La procura di Padova, che ha aperto 2 diverse inchieste, ha scritto nel registro degli indagati per stalking una donna. L'ultimo atto intimidatorio rivolto all'insegnante è avvenuto la notte tra domenica e lunedì, quando un botto violento ha fatto bruciare l'auto parcheggiata in via Jacopo della Quercia, nel quartiere Arcella, dove vive con la famiglia. Il 18 agosto a bruciare invece era stata la macchina del marito, trovata anche imbrattata con degli escrementi. Contemporaneamente sui muri della scuola dove lavora la professoressa erano apparse scritte offensive nei suoi riguardi. Per l'episodio di agosto sarebbe indagata per stalking una donna e i carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza per capire se ad agire sia stata sempre lei, prelevate anche tracce organiche lasciate sul luogo dell'incendio. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana. Stiamo parlando sempre di cronaca per una rapina ai danni di un anziano.
Tutto è accaduto in un attimo. La tecnica, ormai collaudata, è sempre la stessa. La donna prende di mira la sua vittima, controlla che abbia preziosi e denaro e poi agisce. Così è accaduto a Oderzo, in via Donizetti. Una sconosciuta si è avvicinata con una scusa ad un 72enne del posto che stava camminando lungo la strada. Ha chiesto un'informazione distraendo l'anziano, poi repentinamente è riuscita a strappargli l'orologio di valore dal polso, ma l'uomo si è accorto della rapina ed ha tentato di riprenderselo reagendo alla donna, ma è stato aggredito e ferito ad una mano. La malvivente è poi fuggita dileguandosi a piedi per le vie limitrofe. Immediatamente è scattato l'allarme, alcuni passanti hanno subito chiamato il 112, l'anziano è stato portato in ospedale dove è stato medicato, la vittima ha riportato una ferita ad un dito, indagini in corso da parte dei carabinieri della Tenenza Opitergina. Ora noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e anche naturalmente fuori dal Veneto. Ci arriva adesso una notizia di rilevanza nazionale perché, come riporta la stampa italiana, come riportano le agenzie, il leghista Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera dei Deputati. L'accordo del centrodestra è stato quindi rispettato, si è arrivati alla quarta votazione per eleggere il vice segretario della Lega ed ex ministro, quindi c'è già il Presidente del Senato, c'è il Presidente della Camera, adesso si andrà avanti con tutto il resto. La notizia girava già da ieri, circolava già negli ambienti politici, nei contatti fra stampa e giornalisti ed è stata assolutamente confermata. Torniamo alla cronaca, torniamo alle truffe. Abbiamo visto poco fa una rapina ai danni di un anziano nella Marca trevigiana, invece nel Vicentino tentavano di truffare degli anziani, sono stati denunciati. A chiamare il 113 nella mattinata di mercoledì è stata un'anziana che vive nei pressi di Via Stadio a Vicenza. Agli agenti delle volanti la donna ha raccontato di aver sottoscritto poco prima un nuovo contratto di fornitura dell'energia elettrica, convinta dall'insistenza di due giovani che le avevano promesso un importante sconto in bolletta. Ai poliziotti la donna ha fornito una descrizione dettagliata dei due, rintracciati poco lontano e identificati. Si tratta di due veneziani di 25 e 18 anni che nella stessa mattinata avevano ripetuto le stesse azioni con un altro anziano residente nel quartiere che, visti insieme alla polizia, si è avvicinato e ha raccontato tutto. Per i due veneziani, procacciatori di contratti per una nota azienda del settore, è scattata la denuncia per il reato di tentata truffa aggravata in concorso. I due sono stati anche multati per non aver esposto il cartellino identificativo. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, invita a prestare la massima attenzione e a diffidare di chi insistentemente ci offre di sottoscrivere contratti sulla pubblica via, prospettando improponibili condizioni vantaggiose. Ora ci spostiamo a Bassano dove c'è stato un fatto di cronaca piuttosto eclatante, due baristi minacciati con un coltello da un 28enne. Vediamo come è andata a finire. Dovrà rispondere dell'accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di coltello un 28enne bassanese già noto agli archivi di polizia che ha puntato la lama contro due noti baristi del centro storico di Bassano. A chiamare gli agenti del commissariato sono stati gli stessi titolari dell'esercizio pubblico. I poliziotti hanno fermato il 28enne in evidente stato di ebbrezza a poche decine di metri dal bar, ancora con l'arma in mano. Per lui sono scattate le denunce. Adesso una notizia che ci arriva da Padova perché modificavano le date di scadenza dei loro prodotti per poterle vendere anche oltre i termini. Due titolari di una salumeria del centro di Padova sono stati denunciati dai carabinieri del NAS di Padova. I due soci di 56 e 68 anni dovranno rispondere di frode in commercio per aver ritoccato la data di scadenza di prodotti alimentari esposti alla vendita. La nostra redazione di Padova ovviamente poi ci fornirà altre informazioni su questa vicenda. Vedremo se si può conoscere il nome dell'azienda e soprattutto che cos'era successo esattamente. Ora torniamo alla cronaca
dei fatti gravissimi di Treviso di qualche giorno fa, di qualche notte fa, scusate, fra gli arresti, l'accoltellamento, tutto quello che è successo, si comincia a ricostruire in modo piuttosto esatto la dinamica. I contorni di questa rissa devono essere ancora definiti in maniera puntuale e sono state arrestate 2 persone nei cui confronti sono stati acquisiti elementi di reità per quanto riguarda l'omicidio. Sono i kosovari Valmir Gashi ed Erfim Manzuka, di 32 e 50 anni, 2 fermati per l'assassinio di Regip Kelgeci, 52 anni, l'uomo accoltellato al culmine di una violentissima lite in viale 4 novembre a Treviso. Gli stessi inquirenti parlano di una mattanza tra cinghie e coltelli che ha lasciato a terra altri uomini, 6 quelli portati in pronto soccorso con una prognosi tra i 15 e i 30 giorni, di questi 5 già dimessi. A parlare le tante tracce di sangue ancora presenti nella zona del delitto. Sullo sfondo un regolamento di conti, un debito non saldato di poco più di 500 euro. Creditore sarebbe stato il figlio della vittima, anche lui presente, ma quello che in un primo momento sembrava un agguato nel corso della giornata si è rivelato un appuntamento programmato fra bande rivali. È un fatto gravissimo che però ha interessato delle persone di origine straniera appartenenti a dei gruppi familiari che sono radicati, che vivono qui da anni, che si sono contrapposti per questioni economiche. Non si esclude che alla base ci siano anche questioni legate al settore dell'edilizia, ambito nel quale opera buona parte delle persone interessate. Il 32enne arrestato, Gashi, risulta inoltre attualmente indagato per favoreggiamento in omicidio stradale, quello che nel maggio 2021 costò la vita a Luciano Paro in via Podgora. A coordinare i lavori della squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto, la procura trevigiana, che procede per omicidio volontario e rissa aggravata. È un fatto molto grave, è un tipo di reato che turba gravemente la sicurezza di una città e la percezione della sicurezza che hanno i cittadini. Cercheremo di fare il possibile perché rimanga un fatto isolato e non si trasformi in un fenomeno. Verrà sottoposto a una particolare attenzione il fenomeno degli scontri fra stranieri, sicuramente verrà attenzionato in maniera particolare. Abbiamo sentito le voci delle persone spaventate ovviamente da tutta questa situazione. I residenti raccontavano: ci siamo barricati in casa, rivolgiamo il nastro, vediamo. Eravamo dentro casa e si sentivano queste grida, queste cose qua. Uno per paura evita anche di uscire ormai, per cui non sono delle situazioni che lasciano un po' così, ecco. Tra i residenti di Viale 4 Novembre, paura è la parola più ricorrente. Alle 10 della sera questo angolo di Treviso, solitamente tranquillo, si è trasformato in un inferno. Con l'arrivo delle forze dell'ordine, alcuni partecipanti alla rissa mortale si sono dati alla fuga, nascondendosi negli androni e nei giardini privati. Gli stessi titolari del bar vicino, vista la scena, si sono barricati dentro, così anche i vicini condomini. La paura fa. Sentire tutti questi strilli, le autoambulanze, le sirene che arrivavano da un momento all'altro, i vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato, insomma, abbiamo riposato ben poco. Non siamo neanche scesi per paura. Allora siamo rimasti giù la serranda e non abbiamo più guardato tutto quello che si è verificato dopo la notte, dopo mezzanotte fino a stamattina a tarde ore. Il corpo del 52enne kosovaro accoltellato a morte è rimasto riverso a terra fino alle 4 del mattino in un clima surreale, con la polizia scientifica impegnata nei rilievi. A chiarire le cause del decesso sarà l'esame autoptico. Di certo l'uomo ha ricevuto più coltellate, una all'addome, una all'arteria femorale. Fatale però sarebbe stato un colpo in testa con un tubo di metallo. Non si fa ragazzi, è da aver paura veramente. Ma questa è una zona tranquilla solitamente? Da solito sì, è tranquilla. Aspettiamo che continua così. Io penso che sì. Queste le voci dei cittadini, dei residenti. Sentiamo la voce del sindaco di Treviso adesso. È evidente che c'è un problema culturale alla base di questi episodi. Ripeto, episodi che noi non vogliamo in alcun modo tollerare ed accettare, tanto da costituirci parte civile una volta che verrà fatta totale chiarezza e verranno identificati i responsabili di questi episodi. Treviso non è questa, scandisce il sindaco Mario Conte, pronto a portare le istanze del comune in un'aula di tribunale. Noi chiederemo i danni a queste persone, che deve essere un messaggio, un avviso a tutti coloro che pensano di trasformare Treviso in un campo di battaglia. Ecco, si sbagliano di grosso, perché
qui le istituzioni, come hanno dimostrato e come stanno dimostrando, reagiscono e reagiscono anche in tempi veloci. Di un gran brutto segnale che fa temere si tratti della punta di un iceberg ha parlato il presidente della regione Luca Zaia, chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio, fatti che non appartengono a Treviso, affermano da Fratelli d'Italia Gino Balbinotte e Davide Visentina, che legano tali fenomeni, testuali parole, alla presenza di culture poco compatibili con la democrazia moderna. A farsi sentire è anche Coalizione Civica. Se succedeva con Manildo, la Lega avrebbe parlato di Far West, la stoccata di Luigi Calesso. Dal canto suo, il primo cittadino si concentra sulla capillarità del sistema di videosorveglianza e sull'indagine lampo della squadra mobile supportata da carabinieri e polizia locale. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio anche tutti quei cittadini che ieri sera hanno testimoniato, portando la loro testimonianza e le loro informazioni, perché rispondendo da comunità anche di fronte a questi episodi siamo riusciti nel giro di poche ore, la magistratura è riuscita nel giro di poche ore a far chiarezza su quanto è avvenuto. Nel frattempo, anche sulla scorta di precedenti controlli, la questura ha deciso di chiudere per motivi di ordine pubblico e sicurezza il bar Le Musa nelle vicinanze del luogo del delitto per 7 giorni. Treviso sembra essere solo il paradigma, l'esempio di quello che sta succedendo in realtà in Veneto e nel Triveneto. E di poche ore fa, pensate alla notizia di una vera situazione da Far West, come si suol dire, con una rissa tra pakistani a colpi di bicchieri rotti e vetri a Trieste. Non solo calci e pugni, ma bicchieri di vetro rotti usati come armi per colpire in testa l'avversario. Scene da Far West, in viale 20 settembre. Protagonista un gruppo di pakistani. I giovani, a quanto si apprende richiedenti asilo, erano seduti a un tavolino di una gelateria quando per motivi imprecisati, uno sgarro, un regolamento di conti o una battuta infelice ad una ragazza, si sono scagliati contro un loro connazionale con una violenza inaudita. Nel video, in effetti, si nota come i colpi siano tutti orientati in direzione del ragazzo a cui viene in seguito strappata la maglietta di dosso. La rissa è tutto meno che breve, dura diversi minuti, con il gruppo che, visibilmente esausto dalle botte date e ricevute, si sposta all'ingresso del negozio Tiger. Il giovane a torso nudo colpisce il diretto avversario e i due finiscono per rovinare a terra l'ingresso dell'esercizio commerciale. Poi i presenti tentano di dividere i due e il parapiglio iniziale si trasforma in una sorta di mischia rugbistica di sfinimento. C'è pure una giovane che tenta di far desistere i ragazzi, ma viene allontanata da un membro del clan. Poi le sirene della polizia e il fuggi generale. C'è chi scappa verso la parte alta del viale e chi in direzione di Piazza Goldoni. I poliziotti delle volanti, alcuni in borghese, inseguono e fermano a piedi diversi giovani, ma non tutti. Uno di questi, più seriamente ferito e con il corpo ricoperto di sangue, viene preso in carico dai sanitari. È proprio il ragazzo a torso nudo contro cui si è scatenata la rissa. Si tratta dell'ennesimo episodio del genere a Trieste. Questa volta però il tutto si è verificato poco dopo le 15:30 in pieno pomeriggio, quando quella zona pedonale è piena di studenti usciti da scuola, nel pieno dell'andirivieni pomeridiano. In mezzo a un gelato, un caffè e una commissione, questo pomeriggio cocci di vetro che volavano dappertutto nello sconcerto generale. Immagini incredibili, drammatiche, che arrivano sempre più spesso purtroppo dalle nostre città, dalle città del Triveneto. Adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di pochi minuti fa, arriva da Vicenza il finale di una rapina andata in scena qualche tempo fa, perché gli investigatori hanno concluso l'indagine e arrestato un pregiudicato vicentino. Un uomo di 49 anni, vicentino, ieri pomeriggio è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Vicenza e portato in carcere. Sarebbe stato identificato come l'autore della rapina ai danni di un negozio di compro oro di Viale San Felice e Fortunato, avvenuto il 24 maggio scorso. Un'azione fulminea. In quella occasione un uomo con il volto travisato da un casco da motociclista aveva fatto irruzione nell'esercizio pubblico e, brandendo una pistola semiautomatica, aveva minacciato la commessa in lavoro al negozio. Era riuscito quindi ad impossessarsi di alcune decine di grammi d'oro e 700 euro in contanti, guadagnando immediatamente poi la fuga per le vie del centro cittadino, facendo perdere le proprie tracce. Immediate però contestualmente l'avvio delle indagini sul grave episodio, coordinate dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vicenza.
La raccolta dei numerosi indizi e la verifica dei necessari riscontri hanno portato via via gli agenti a stringere il cerchio dei possibili indiziati. La stretta finale nell'ultima settimana, quando gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni nei locali e nei diversi luoghi nella disponibilità del 49enne, che risulta già gravato di numerosi precedenti penali di polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio. Numerosi gli elementi indiziari ritrovati che avrebbero confermato gli agenti di essere sulla pista giusta. In particolare i poliziotti avrebbero rinvenuto il casco indossato per compiere la rapina e immortalato dalle telecamere presenti nel comprooro. Adesso andiamo in Val Brenta, dove c'è stato parecchio trambusto, vigili del fuoco, forze dell'ordine, esondazioni del Brenta. In realtà si trattava solo di una importantissima esercitazione. Vediamo le immagini. Occhio che arriva la corda. Eccoli qua. È un'esercitazione in cui si immagina un'esondazione del fiume Brenta e quindi è l'occasione per portare all'attenzione di tutti gli enti preposti quelle che sono le criticità del comune di Val Brenta, ma in particolare di Vastagna, nel senso che tutti noi sappiamo quali e quanti sono i cambiamenti climatici in essere e quindi uno scenario di esondazione su Vastagna in base ai nuovi modelli non è da escludere. Un'esercitazione sul rischio alluvione che ricalca esattamente lo scenario del 1966. Alle mie spalle vedete una delle manovre che verrebbero fatte dai soccorritori, in questo caso i soccorritori acquatici, che serve per trarre in salvo le persone che possono accidentalmente cadere nell'acqua e essere trasportate dalla corrente stessa. A valle c'è una zona di pompaggio ad alta capacità, a monte abbiamo viene creata una tirolese, così si chiama, che serve appunto per trasporto materiali e comunque sempre dedita a quello che sono le azioni di soccorso che verrebbero intraprese dai vigili del fuoco nel caso di emergenza alluvione. Per fortuna, lo ribadiamo, era solo un'esercitazione, però è sempre bene essere preparati a tutto. Chiudiamo la pagina della cronaca, pronti a riaprirla ovviamente se dovessero arrivare novità dal Veneto. Andiamo a vedere l'attualità della nostra regione. Partiamo dalle difficoltà degli studenti padovani che fanno fatica a trovare alloggi, c'è una grande carenza e c'è stata una manifestazione di protesta con striscioni appesi all'interno del cortile antico del Bo per rivendicare appunto il diritto a alloggi e per chiedere risposte immediate alla carenza di posti letto per gli studenti fuori sede. È durato circa mezz'ora il blitz del collettivo studentesco Spina, che è tornato a mobilitarsi sulla questione degli alloggi. Gli studenti hanno chiesto nuovamente un incontro con la rettrice Daniela Mapelli e il sindaco Sergio Giordani. I ragazzi chiedono di reintrodurre la didattica a distanza come misura di supporto emergenziale, eliminare o ridurre il criterio di 10 mesi di contratto per gli studenti borsisti e fuori sede. Ve lo racconteremo come sempre quello che succederà qui in diretta o nelle nostre edizioni dei telegiornali. Adesso ci spostiamo, siamo sempre nel Padovano, ci spostiamo però fuori Padova a Limena perché si è deciso di regalare 220 quintali di legna da ardere ai cittadini bisognosi. Legna in regalo dal comune. Succede a Limena, alle porte di Padova. Sindaco, vice sindaco e assessore hanno ricevuto 220 quintali di legna da ardere, frutto di una potatura di bosco da parte dell'azienda Ravagnan, sempre limenese. Da qui l'idea del dono. Da giugno, anche prima, che le bollette stanno schizzando alle stelle. Non ha fatto niente nessuno, noi abbiamo tanti cittadini che sono in difficoltà e prevedono di essere in difficoltà per l'inverno. Tronchi, tronchetti, ciocchi in dialetto, magari li chiamiamo anche così. In questi giorni gli alpini li hanno tagliati, sono venuti fuori una decina di sacchi, ce ne sono ancora da insacchettare, ci sono dei privati che stanno portando ancora del legname da tagliare, quindi l'iniziativa ha suscitato anche la solidarietà di altri cittadini che stanno portando legna ad ardere. Come sceglierete le famiglie? Perché vuol dire avere o una famosa stua in casa o avere un caminetto, come vi regolerete? E poi insomma guarderete cosa? L'ISEE? No, assolutamente no, questo è un dono per i cittadini limenesi. È ovvio che chi non ha problemi di natura economica o difficoltà, insomma si guarderà bene dal venire a prendersi le 2 cassette di legna per le persone in difficoltà.
Chi avrà bisogno della legna del sindaco potrà ritirare non più di 2 cassette, circa 40 kg, il mercoledì e il sabato mattina alla sede Alpini di via Fratelli Cervi. Come avrete capito, siamo entrati nella pagina dedicata alla grave attualità, alle gravi problematiche collegate con l'esplosione dei costi dell'energia, il gas, le bollette che stanno colpendo le famiglie, e abbiamo visto i comuni iniziano a cercare delle soluzioni anche estemporanee per rispondere alle esigenze della popolazione, ma la situazione crea gravi problemi anche al mondo dell'impresa, dell'artigianato, agli stessi comuni. A Vicenza c'è stata una protesta di famiglie e attività produttive contro il caro bollette. Sto sventolando bandiera bianca, che non vuol dire che ci arrendiamo, ma bandiera bianca ha tutto un altro significato. È un significato, basta ascoltare la canzone di Battiato, dove dice che una bandiera bianca vuol dire mettersi insieme e ripartire tutti insieme. Non vogliono arrendersi ma lottare. In Piazza dei Signori a fare rumore sono le famiglie e le attività produttive. Antonio è un pensionato, arriva da Torri di Quartesolo. Ho anche una famiglia, ho 5 figli, 5 nipoti, di conseguenza sto lavorando anche per loro. Lo Stato italiano può intervenire, lo può fare. Luigino arriva da Piovene Rocchette, ha un'azienda con 18 dipendenti. In questo momento ho sospeso le linee di produzione perché non posso produrre per i costi energetici e ho iniziato la cassa integrazione già da inizio luglio. Al momento noi attualmente lavoriamo al 20% perché non possiamo produrre con gli impianti. Ci è vietato proprio per un discorso di costo energia. Noi se lavoriamo con le macchine perdiamo soldi tutti i mesi, non guadagniamo nulla, perdiamo soldi. Sonia è la titolare di un bar di Vicenza. Per un imprenditore, anche il suo collaboratore, è famiglia. Questi sono problemi grossi. Se agosto 2021 ho speso 472, agosto 2022 1379. E non si può. Non si può, pagata ieri, in ritardo di un giorno, però sono riuscita a pagarla. La prossima, vediamo, non so neanche quanto mi arriverà. Abbiamo parlato di famiglie, imprese, negozi, botteghe, bar. C'è anche un altro ambito però che non sempre emerge durante gli approfondimenti sull'attualità del Veneto, è quello delle chiese. Ci si chiede se verranno riscaldate o meno quest'inverno, insomma i costi sono alti anche per la Chiesa. Il Patriarca di Venezia annuncia: le riscalderemo. Un taglio lineare delle spese è assolutamente da escludere. Certamente un garantire un riscaldamento al risparmio, quello è una sfida per tutti, per i parroci, per le comunità. Venezia non rinuncia a scaldare le sue chiese. Non saranno quindi solo le preghiere dei fedeli a intipidire l'atmosfera invernale nelle chiese veneziane. Il riscaldamento rimarrà acceso. Certamente si andrà al risparmio, però pensando che molte volte sono gli anziani e i bambini che frequentano le nostre assemblee liturgiche, quindi persone anche fragili per il tipo di età che stanno attraversando. Una scelta coraggiosa, quella delle chiese del territorio, in un momento in cui il caro bolletta non risparmia nessuno, neanche le comunità ecclesiastiche. Ci siamo visti proprio questa mattina con i responsabili dei vicariati per cercare di trovare una strada che non aggravi la richiesta alle famiglie che sono già provate, ovviamente, ma che cerchi stili di vita anche dal punto di vista pastorale che possano garantire una presenza al risparmio. Ma non solo, nell'agenda delle emergenze il primo appuntamento è riservato alla costituzione di un fondo comune diocesano. Questo fondo comune vorrebbe un po' fare una sorta di perequazione delle spese, degli oneri in questo periodo che speriamo, ma non illudiamoci, riguardi solo l'inverno che abbiamo di fronte, ma il tema grosso della speculazione ci fa capire che forse anche per i prossimi anni avremo difficoltà. Sempre a Venezia, Confesercenti dice il governo intervenga sulla questione delle bollette, sarà un disastro. Rischiamo la chiusura di molte attività
commerciali oltre che delle imprese in generale. È necessario che il governo intervenga immediatamente riducendo il costo dell'energia, perché altrimenti le imprese non ce la fanno. Anche Confesercenti esprime forte preoccupazione per le bollette che i commercianti stanno sostenendo, evidenziando come sia fondamentale un intervento immediato del governo. Tempo non ce n'è e si rischia di uccidere il commercio definitivamente. Assuma immediatamente dei provvedimenti che riducano il costo dell'energia per le imprese. I segnali che stiamo ricevendo sono segnali preoccupanti, per cui se non si interviene rischiamo davvero una desertificazione ulteriore delle nostre città. Vanno ridotti i costi dell'energia, continua Franceschi, altrimenti l'alternativa sarà chiudere. Io confido che il nuovo governo sia in una continuità con il governo Draghi e siccome sono certo che la responsabilità del nuovo governo sarà soprattutto legata a un intervento immediato per ridurre il caro bollette, perché ne va la sostenibilità delle imprese ma anche per evitare problemi di ordine sociale in questo Paese, io sono convinto che ci sarà un intervento che potrà dare una speranza e un futuro alle nostre imprese. Noi raccogliamo quotidianamente, ogni giorno, racconti, sfoghi, istanze di cittadini, attività produttive che sono in grande difficoltà. Sentite questa storia che ci arriva dal Trevigiano. Potremmo dire che un bel 6-7 volte più care dell'anno scorso, 6-7 volte, non parliamo del doppio perché non è il doppio, è molto di più. Bolletta energetica alle stelle e i prossimi mesi rischiano di essere peggiori. È in questo scenario che realtà energivore come i mulini per la lavorazione della farina cercano di rimanere in equilibrio tra attività e conti da far tornare. Enrico Bertolo è il titolare dell'omonimo mulino fondato alla metà del 1700 a Castello di Godego, con sedi oggi a Pederobba e Cornuda. All'orizzonte alti costi, dice, ma soprattutto molte incognite, con la sola certezza che le spese aumenteranno. Progettare di superare questo momento è molto difficile. Noi stiamo vedendo se riusciamo a fare del fotovoltaico, stiamo vedendo se riusciamo a lavorare su turni, perché comunque magari l'energia costa meno di notte, e fermare l'impianto di giorno. Malgrado questa situazione, Enrico e la compagna Vannina hanno aperto a Cornuda, accanto al mulino, uno spazio dedicato a punto vendita dei prodotti e caffetteria. Un gettare il cuore oltre l'ostacolo, il suo, come pure dei tanti imprenditori che continuano a investire malgrado la situazione nazionale e internazionale, ai quali, dice, lo Stato e quindi il futuro governo devono stare accanto. Si ha l'idea quasi di essere stati abbandonati, ecco. Speriamo che lo Stato, chi per esso, insomma, ci dia una mano. Faremo un'altra pausa pubblicitaria fra poco, adesso state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Il Veneto, lo sappiamo, ha parecchi problemi di inquinamento come tutto il resto della pianura padana. Vediamo che cosa dice Legambiente su questo argomento. Nel bacino padano è emergenza smog. L'aria è malata, lo dice Legambiente. I dati delle ARPA rilevano che le prime responsabili dell'inquinamento da polvere sono le grandi aziende agricole. Perché sono grandi emettitori di ammoniaca sostanzialmente, che è un precursore del PM10 che si forma in atmosfera a causa in buona parte della gestione delle deiezioni animali e quindi di quel che riguarda, diciamo, quel tipo di agricoltura, ma anche per quanto riguarda i pesticidi. Il futuro governo e le regioni mettano la qualità dell'aria tra le priorità, è l'appello di Legambiente. I livelli di sostanze inquinanti misurati nei capoluoghi del nord Italia hanno superato di molto i valori consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo periodo inizia a esserci una crisi dal punto di vista dell'accensione dei riscaldamenti, anche se l'abbiamo ritardata, ma tra poco avremo anche quel problema. Aumenta il traffico dopo l'estate e nel periodo invernale, lo sappiamo bene, il particolato tende a ristagnare in atmosfera e poi ce lo respiriamo. Occorrono per esempio risorse per rendere il trasporto pubblico locale competitivo con la mobilità automobilistica. Legambiente lo va dicendo da decenni, invece accade il contrario. Che sta succedendo al trasporto pubblico locale?
Il trasporto pubblico locale gode sempre dei medesimi bassissimi, pochissimi finanziamenti da parte dello Stato, per cui le risorse non sono aumentate in questi anni, quindi lo Stato deve intervenire, oltre che noi ci auguriamo anche la Regione con risorse aggiuntive per dare una mano in una fase di criticità. Mettiamo da parte per qualche minuto il tema dell'inquinamento dell'ambiente, che pure è importante in Veneto, perché ci sono delle situazioni, l'abbiamo visto con la rissa di Treviso, con la rissa di Trieste, di cui avete visto le immagini poco fa, di degrado, comunque di problemi anche di ordine sociale in Veneto. Ne sanno qualcosa a Padova. C'è Valentina Visentin collegata con noi da Piazza Gasparotto proprio per raccontarci di una nuova situazione padovana. Allora, torniamo in studio. Adesso arriverà Valentina Visentin e nel frattempo andiamo a vedere un servizio su una importante piantumazione in altopiano dei 7 comuni. 5.000 piante di conifere e latifoglie in un territorio dove la tempesta Vaia ha duramente colpito. Oggi ad Asiago, nei pressi del Monte Zebio, ha preso avvio il rimboschimento del bosco degli 800 anni dell'Università di Padova. Il progetto, che si inserisce proprio nell'ambito delle celebrazioni previste per gli 800 anni dell'Ateneo, ha come obiettivo quello di far rinascere la superficie forestale di un'area di 8 ettari andata completamente distrutta da Vaia e localizzata nei pressi della Croce di Sant'Antonio. Alla cerimonia di piantumazione era presente anche la rettrice Daniela Mapelli. Abbiamo concesso all'Università questi 8 ettari di area boschiva e su ogni ettaro verranno piantate 2000 piantine dell'altezza di circa 30-40 centimetri. È un segnale importante che guarda avanti nella logica di intervenire nel dissesto creato da questo ciclone che ha fortemente condizionato i nostri boschi. Allora, riparleremo poi di questo argomento della piantumazione post-Vaia, perché è davvero molto importante. Torniamo a Padova, dove c'è Valentina Visentin che ha raccolto una segnalazione di degrado piuttosto grave in pieno centro storico. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, sì, ci troviamo in piazzetta Gasparotto, da sempre uno dei punti un po' critici in città sul fronte della sicurezza. Nei giorni scorsi sono comparse nuove foto in cui si vedono bivacchi e situazioni di degrado in questo angolo di Padova alle mie spalle. Ovviamente è scoppiata la polemica politica perché la maggioranza, quindi con la giunta comunale, dice di aver tentato la strada delle associazioni, quindi creando molte attività in questa piazza, anche se l'assessore Bonavina comunque ha detto che si sta preparando un tavolo per discutere la situazione. All'attacco ci va l'opposizione, qui con me c'è Eleonora Mosco della Lega che attacca l'amministrazione comunale proprio sulla questione delle associazioni. Sì, la situazione è totalmente fuori controllo, sono stati erogati decine di migliaia di contributi a queste associazioni che di buono forse hanno solo la vicinanza politica da alcuni esponenti della maggioranza, perché per il resto hanno dimostrato invece il fallimento dei loro interventi, e lo dimostra la realtà che abbiamo qui dietro, tendaggi, spaccio costante, addirittura qualche sera fa c'è stato anche un piccolo falò che ha ovviamente impaurito anche tutti i residenti, i lavoratori della zona. Davanti alla sede dei servizi sociali del comune di Padova c'è la situazione sociale peggiore di Padova, quindi una delle tante contraddizioni di questa amministrazione. Mi fanno tenerezza tutti quegli esponenti di maggioranza che accolgono le proposte della Lega e che quindi vorrebbero fare degli interventi anche di ordine pubblico in questa zona, che purtroppo sono frenati da parte della stessa maggioranza che parla di disposizioni punitive. La Lega quindi ritiene assolutamente necessario un intervento volto anche ad una misura repressiva che deve essere congiunta a quella di prevenzione sociale, che da sola non è assolutamente sufficiente ma inefficace, come dimostra oggi la situazione qui in piazza Gasparotto. Porterete il caso in Consiglio Comunale?
L'abbiamo fatto negli anni passati con moltissimi emendamenti al bilancio, con moltissime interrogazioni. Continueremo questa battaglia perché è una battaglia di giustizia, ed è quello che ci chiedono i cittadini, i residenti e i lavoratori di questa piazza, che vogliono vivere e lavorare in serenità, in primis i dipendenti del Comune di Padova che hanno la sede dei servizi sociali, che vogliono svolgere la loro attività senza abdicare il loro ruolo ad associazioni che non si sono dimostrate certamente competenti in materia. E allora ringrazio Eleonora Mosco per il suo intervento e da Piazza Gasparotto a Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentin per questa testimonianza, vediamo quindi la politica prende atto di quello che sta succedendo, sono pregressi piuttosto lunghi e spinosi, vi terremo informati per capire che cosa accadrà nei prossimi giorni, poi nelle nostre edizioni della nostra informazione tutte le immagini, tutti i video che girano poi su questa situazione di degrado. Una situazione di degrado decisamente diversa come portata e anche come origine c'è stata segnalata da qualche giorno anche a Bassano del Grappa, dove c'è stata la famosa fiera d'autunno nel fine settimana, una manifestazione decisamente importante, una manifestazione molto bella che ha portato migliaia, probabilmente decine di migliaia di persone nella città del Ponte per il fine settimana. Tutto a posto, tutto bene, tutti contenti, ma i commercianti del centro storico ci hanno segnalato che ci sono stati degli sversamenti di liquidi di origine al momento sconosciuta nei tombini, alcuni marciapiedi talmente macchiati di olio e di unto da non poter essere ripuliti. È passata la notte scorsa, l'altra notte, la spazzatrice, l'idropulitrice per ripristinare i marciapiedi. Torneremo oggi a occuparci di questo caso, ma già ieri pomeriggio eravamo andati a vedere com'era la situazione. Eccola. 4 giorni dopo la fiera, la situazione in via Bella Vitis è ancora purtroppo immutata. Le chiazze sul marciapiede ci sono ancora, così come le macchie d'unto. Stamattina alle 4:30 sono passati a lavare le strade, però non è cambiato niente, non è cambiato dalla situazione dell'altro giorno. Ritengo che era troppo tardi che passassero stamattina, perché ormai tutto l'asfalto è impregnato dell'olio e questo per 6-7 mesi presumo che non ce lo tiriamo via. Per cui a mio parere è stato un errore che hanno fatto e dovevano farlo passare subito, immediatamente. Restano in ballo poi le segnalazioni sull'olio sversato nei tombini e su eventuali situazioni fuori dal regolamento che potrebbero essersi verificate nel fine settimana. Anche in questo caso alle 16 del 13 ottobre la situazione è immutata. Guardiamo anche la parte del tombino dove si vede che c'è ancora olio, ok, non è stato pulito. E questo se piove viene fuori tutta a galla l'acqua, c'è poco da fare. Ma cosa è stato sversato nei tombini, si chiedono i cittadini? Si tratta di olio oppure di qualcos'altro? A parte la pulizia, dovrebbe essere accertata la natura di questo liquido. L'ARPAV è stata interpellata? Attendiamo risposte dal Comune. Abbiamo chiesto informazioni al Comune, pare che qualcosa si sia mosso, pare che ci siano delle novità in arrivo, ce ne stiamo occupando, ovviamente ve le racconteremo nel TG Bassano di questa sera. Restiamo a Bassano, restiamo a parlare di ambiente perché c'è l'area di San Lazzaro, per chi non è del posto, della zona, è l'ultimo lembo di campagna bassanese dove ci sono dei progetti che potrebbero portare capannoni, asfalto, cemento, camion e quant'altro, come si suol dire, in una zona che è ritenuta davvero l'ultimo lembo di campagna bassanese. Nella querel è entrato anche l'assessore al lavoro Elena Donazan della regione dicendo s'ha da fare perché il lavoro è importante. Questo ha causato una levata di scudi, se ne parla da giorni in città. Anche Bassano per Tutti si unisce alla vera e propria levata di scudi di fronte al recente intervento televisivo dell'assessora regionale al lavoro Elena Donazan sulle aree di San Lazzaro. Proprio ai nostri microfoni l'assessora ha sostenuto che gli insediamenti produttivi si debbano fare, in quanto, volendo riassumere il suo pensiero, la pedemontana sarebbe stata costruita anche per questa finalità. Le richieste di insediamento vengono da aziende locali e porterebbero nuovi posti di lavoro. Una versione completamente ribaltata da chi si oppone alla colata di cemento nell'ultimo polmone verde della città.
Noi siamo un po' allibiti e riteniamo che questa sia pura demagogia di chi cerca di intervenire dall'alto su una situazione a cui potrebbe tranquillamente intervenire, confrontarsi, eccetera, previo però, dal nostro punto di vista, approfondimento con i cittadini, con le ditte anche se c'è bisogno, ma con un confronto veramente serio. È pura demagogia, tra l'altro, dire che possono aumentare i posti di lavoro. Se sono ditte che hanno sempre lavorato nel nostro territorio, più di tanto non aumentano certo la portata. Ma durante l'intervista avevamo chiesto all'assessora Donazzan informazioni sulla nuova legge sul consumo di suolo in ballo in Consiglio regionale. Questo è uno degli snodi fondamentali della vicenda. Ebbene, ci era stato detto che il provvedimento stazionava in commissione. Invece abbiamo dimostrato, coi fatti, che è stato licenziato dalla seconda commissione consiliare già ad aprile. Da quel giorno però si è persa ogni traccia. Sarà finito in qualche cassetto abbandonato? Sarebbe un vero peccato, ad esempio, se venisse tirato fuori solo dopo il rilascio delle autorizzazioni a chi intende industrializzare San Lazzaro. Allora chiediamo, ad esempio, al Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che risulta tra i firmatari del provvedimento, di dare una risposta ai bassanesi che difendono la propria terra e i propri diritti. Stiamo in tema più o meno ambientale, perché ormai conoscete tutti dai nostri telegiornali la situazione gravissima che si è creata in alcune zone di montagna del Veneto in seguito alla presenza di branchi di lupi. Continuiamo a raccontare quello che ci dicono, quello che ci segnalano i residenti, gli allevatori di Asiago e dell'altopiano dei 7 comuni, predazioni continue. Addirittura qualche giorno fa erano stati predati 2 asini nel cortile di un'abitazione a pochi metri dalla camera da letto del proprietario dei poveri animali, manze, manzette, vacche predate insieme a pecore e capre per tutta l'estate. Adesso è finito il periodo dell'alpeggio, gli animali sono tornati nelle stalle. Qualche giorno fa sono entrati i lupi in una stalla, hanno trascinato una gabbia contenente un vitello appena nato fuori dalla stalla e il vitello è stato sbranato, e sono tornati i lupi nella frazione di Roncalto. Abbiamo un video che ci è arrivato dall'altopiano, mostra un esemplare, ve lo facciamo vedere qui. Allora, vedete un esemplare che sembra vecchio, malandato, passateci il termine, nel recinto delle vacche, almeno secondo chi ci ha mandato il video questo è davvero un lupo. Il lupo poi tenta di andare verso le vacche, ma viene scacciato con una pedata e se ne va nelle campagne circostanti. Da capire effettivamente se si tratti di un lupo, da capire che cosa sia successo effettivamente, però visto che gli animali selvatici sono entrati in stalla solo qualche notte fa, sapere che sono tornati in quella zona insomma non sarebbe affatto sorprendente. Come sempre ne parliamo nel TG di questa sera, però adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Passiamo alla pagina politica, andiamo a vedere le dimissioni di un importante assessore della Lega a Castelfranco. È stata una scelta di natura politica, per cui era opportuna questa mia uscita. Un passo indietro quasi obbligato per garantire la tenuta della maggioranza, quello fatto dall'ormai ex assessore ai lavori pubblici del comune di Castelfranco Roberto Filippetto, che questa mattina ha presentato le dimissioni al sindaco Stefano Marcon. Esagerato parlare di mio sacrificio, sottolinea lo stesso Filippetto, la cui decisione è maturata dopo la fuoriuscita dal gruppo della Lega di 3 consiglieri e le voci di possibili ulteriori passaggi ad altri gruppi, situazione che avrebbe potuto mettere numericamente in difficoltà la maggioranza. Un malessere, quello manifestato da alcuni consiglieri, legato proprio alla figura di Filippetto. Si era creata una situazione all'interno della maggioranza per il quale la mia presenza avrebbe messo in crisi la tenuta dell'intera maggioranza, nella speranza che ci sia
una ripresa di quella che è l'attività amministrativa e abbiamo deciso insieme col sindaco di fare questo. Prendo atto con dispiacere delle dimissioni dell'assessore Filippetto, spiace che alcune posizioni personali abbiano preso sopravvento su quelle politico-amministrative e credo che sia sotto gli occhi di tutti che nel nostro territorio siano state realizzate diverse opere che si attendevano da tempo. Questo grazie al lavoro dell'assessore e alla sua professionalità. Continuerò ad avvalermi del suo supporto in ambito provinciale, lo ringrazio pubblicamente per la sua collaborazione, a breve provvederò con un rimpasto di giunta comunale. Le dichiarazioni a caldo del primo cittadino Stefano Marcon. Adesso apriamo la pagina della cultura perché, come avevamo detto in apertura di CG, ieri è stato il bicentenario della morte di Antonio Canova, scultore, artista di fama mondiale che tiene alta la bandiera insomma, della nostra regione in tutto il mondo, lo sappiamo. È stata inaugurata, anzi ci sarà oggi l'inaugurazione della mostra sul Canova a Bassano del Grappa, ma c'è stata la cosiddetta vernice per la stampa e le autorità questa mattina. Per noi ci sono sul posto Sharon Di Carlo e Renzo Rigon che ci raccontano com'è andata. Buongiorno Sharon. Buongiorno Ferdinando, ma soprattutto buongiorno a voi telespettatori di Rete Veneta, lo hai annunciato tu, siamo qui al Museo Civico di Bassano del Grappa perché oggi inaugura un'importantissima mostra Io Canova, genio europeo, una mostra che vuole essere omaggio ai 200 anni dalla scomparsa di Antonio Canova, era infatti, pensate, 200 anni fa e un giorno perché era il 13 ottobre del 1822 quando Antonio Canova a Venezia, a casa di un suo grandissimo amico Floriano Francesconi, morì nella casa del suo amico. Floriano Francesconi, pensate, proprietario dello storico caffè Floris di Venezia, e alla sua morte Antonio Canova venne appunto pianto come uno dei più grandi artisti della storia e dopo ancora 201 giorni Antonio Canova è rimasto forse l'artista più importante, lo scultore più importante della storia italiana. E adesso noi siamo in compagnia con uno dei curatori di questa meravigliosa mostra, siamo con Mario Guderzo, buongiorno. E siamo accanto a un'opera molto importante. Che opera è questa? Questa scultura rappresenta la Maddalena giacente e l'importanza di questo marmo è proprio costituito dal fatto che dopo 200 anni riemerge. Avevamo perso la sua strada e alla fine è stato ritrovato qualche anno fa. Aveva perso la sua identità, non si sapeva più chi era l'autore perché era finito in un giardino a Londra e nessuno si curava di questo capolavoro. Quando fu venduto poi cominciammo a studiarlo e percepemmo che eravamo veramente di fronte all'ultimo capolavoro di Canova, che muore 200 anni fa e 200 anni dopo ritorna un suo capolavoro in Italia. Perché è così importante avere quest'opera qui oggi? Beh, prima di tutto perché avevamo perso la strada, perché parte nel 1823 e nel 1837 sparisce dalla circolazione. In seconda istanza perché la riflessione su questa figura femminile, biblica, evangelica, ci porta proprio a riflettere su come Canova alla fine della sua vita concentri la sua attenzione sulla spiritualità. Pochi giorni dopo Canova morirà. Quando il 7 di settembre scrive all'amico sono tornato a casa mia a Possagno, sto molto male, già si preannuncia quello che succederà qualche mese dopo, perché il 13 ottobre Canova morirà a Venezia. E riflettere su questo marmo, direi, è intenso l'argomento. In più, se la guardiamo bene, è proprio un dolore che viene espresso da quel volto, c'è perfino una lacrima nell'occhio destro. Quindi questa sofferenza, questa estasi, questo tormento doloroso è quello che Canova respirava di persona, perché erano gli ultimi mesi della sua vita. Certo, allora Ferdinando, io con Mario Guderzo mi passeggerei tra la mostra un po', che così il nostro Renzo Rigon ci fa vedere queste immagini bellissime in esclusiva, perché appunto, come hai ricordato tu, oggi è l'inaugurazione della mostra. E Mario, ci racconti altre opere? Che altre opere importanti ci sono in questa mostra così importante? La mostra è un viaggio su Canova, quindi esploriamo l'uomo,
l'artista, lo scultore, l'intellettuale, emerge anche qualcos'altro, colui che recupera le opere che Napoleone ha rubato, emerge Canova che esprime teorie sul restauro e poi emerge il Canova internazionale. Di quei tempi essere Canova e soprattutto lavorare con l'arte era determinante, ma Canova è l'unico artista internazionale che lavora, guarda caso, perfino per gli Stati Uniti. Nessun altro ha fatto queste cose di quei tempi. Canova è un grande viaggiatore, ma soprattutto questo è dettato dal fatto che le richieste dei suoi capolavori erano internazionali. Difatti le ultime 4 sculture della bottega di Canova finiranno tutte in Gran Bretagna, ma Canova rimane poi come il teorico del restauro, il legislatore, colui che dice le opere d'arte di una nazione devono costituire effettivamente il valore culturale di un popolo, ed è su questo che va sistemata la questione. Nessun altro faceva queste riflessioni, quindi lui scriverà il primo documento relativo alla legislazione italiana per impedire il trasferimento in altri luoghi di questi capolavori. E il Papa lo appoggerà in questo, perché poi il mondo di Canova gira nel mondo della Chiesa romana, gira presso tutti gli intellettuali. Del resto la sua bottega era un centro culturale. I viaggiatori del Grand Tour andavano da Canova per chiedere informazioni, anche perché lui era quella persona che decideva cosa possiamo vendere quando facciamo uno scavo nella città di Roma. Il Papa gli aveva dato questo incarico e perciò era un punto di riferimento fondamentale. La cosa strana poi era che invece chi entrava nella sua bottega non poteva comprare sculture antiche, classiche, romane e via di seguito, perché Canova produceva arte contemporanea. Era un innovatore? Era un innovatore già allora. Lui lo scrive, dice se uno copia resta copista per tutta la vita, invece dice bisogna studiare, assimilare i capolavori e poi in qualche modo farli emergere in un modo nuovo. Lui è un grande intellettuale alla fine, perché finché lavora si fa leggere i testi classici, ragiona proprio su questi contenuti, è importante per questo. Ma poi al tempo era riuscito a riportare la scultura a quei livelli sublimi dell'arte classica. Esatto, durante il periodo del neoclassicismo, fine Settecento, metà Ottocento, dobbiamo ragionare sul fatto che il termine classico, quindi ideale, viene ripescato dall'arte greca e per Canova la classicità è importante in questo senso. Quando si confronta con Napoleone, per esempio, glielo dice inutile che lei mi chieda che io la rappresenti con gli stivaloni, la corazza e il suo cappello. Dice no, non è così. Difatti cosa farà Canova? Lo rappresenterà come Marte, quindi una idealizzazione fisica, una divinità. Lui che era il grande guerrafondaio diventerà Marte pacificatore. Grazie al nostro Mario Guderzo, curatore di questa bellissima mostra, che ci ha fatto questo spaccato, questo approfondimento sulla storia di Antonio Canova. Ferdinando, se non hai altre domande io ti restituisco la linea. Sharon, non vediamo l'ora di poter vedere dal vivo questa mostra che sicuramente porterà a Bassano un gran numero di appassionati, di estimatori, ma anche di persone che hanno voglia di vedere qualcosa di veramente bello. Grazie. Se ci sono novità dalla mostra, se trovate qualcosa di particolare non esitate a contattarci, la racconteremo in diretta qui al Focus TG. Noi ringraziamo Sharon Di Carlo, Renzo Rigon e Mario Guderzo, curatore di questa importantissima mostra sul Canova. Andiamo avanti, torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare della bagarre che è nata dopo le dichiarazioni di un noto esponente della Lega a Focus del nostro direttore Baccialli sul tema dell'autonomia. C'è una grossa baruffa in corso. Le telefonate che ho ricevuto oggi e chi mi ha incontrato oggi dopo aver visto e aver sentito queste dichiarazioni dice: scusa, ma cosa andiamo a fare a Roma? Per Fabrizio Boron, uno dei fustigatori veneti della Lega cosiddetta romana, la cosa somiglia a un'equazione matematica. Se il 25 settembre il Carroccio ha preso uno schiaffo epocale in Veneto è anche perché le istanze del territorio sono andate a vuoto. Le parole di Massimo Bitonci 2 sere fa a Focus, tema autonomia e 23 materie, continuano a far discutere animatamente nel Veneto leghista già ferito. Nel momento in cui chiedi 23 materie, in un anno è difficile. Se noi partiamo invece da una legge quadro, che è la cornice, no? Una legge quadro, e dopo si fanno i decreti attuativi, magari
si porta a casa più velocemente, si inizia. Mi sembra incredibile perché far passare 4 anni e mezzo e non portare a casa nessun risultato e poi venire fuori con il fatto, ma sai, 23 materie erano troppo e il percorso burocratico troppo lungo, forse chiederne meno sarebbe stato più facile portarla a casa. Mi sembra la giustificazione di chi non ha portato a casa nessun obiettivo. A questo punto mi chiedo perché abbiamo chiesto le 23 materie. Abbiamo chieste perché sono stabilite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione le 23 materie. Mentre gli alleati di governo fissano già i paletti per il futuro. Valutiamo le 23 materie, non deve essere una questione a prioristica, deve essere conviene o non conviene ai cittadini portare in capo alla regione la legislazione di quella materia, sì, no, a quel punto si farà, se non è così si lascia dov'è. Cambiamo argomento perché il governo Draghi ha stanziato dei fondi per risarcire gli internati nei lager tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. C'era una volta la guerra e purtroppo c'è anche oggi. Qualcuno nel 2022 evoca un conflitto nucleare quando ancora bruciano le ferite di 80 anni fa. Sono già 45 le cause civili, 34 di famiglie venete, depositate in tribunale, con cui si chiede di risarcire i prigionieri e i discendenti degli internati nei lager nazisti. Del dossier se ne sta occupando l'avvocato Francesco Lanaro, sindaco di Cornedo Vicentino. In questi giorni, unitamente ai colleghi di studio Franco Lovato, Lara Dal Medico e Stefania Maule, abbiamo depositato in Italia ben 45 cause civili per accedere a un fondo di risarcimento danni nei confronti di coloro che hanno subito crimini contro la propria persona durante la Seconda Guerra Mondiale. 45 gli atti notificati alla Germania e all'Italia. In realtà non sarà la Germania a risarcire le famiglie degli internati nei lager tedeschi, sarà invece l'Italia, con un fondo da 54 milioni di euro, inserito in un decreto del governo Draghi nel marzo del 2022. Dal punto di vista morale è sicuramente, anche se siamo arrivati dopo 77 anni, 78 al risarcimento, è un riscatto morale da parte del nostro Paese. Certamente lascia un po' l'amaro in bocca che questi soldi non arrivino dalla Germania. Cambiamo ancora argomento, restiamo nel passato, se così si può dire. Vediamo le risultanze archeologiche degli scavi padovani. Riemerge il passato dell'antica Padova dal sottosuolo del cantiere della pediatria. La soprintendenza ha reso noti i primi risultati delle indagini archeologiche iniziate la scorsa primavera. Nelle zone esterne, dove un tempo si ergeva la palazzina di pneumologia, si stanno riscontrando manufatti di maggiore integrità. Il primo dato da evidenziare è che non si è in presenza di sepolture, a parte un'unica inumazione infantile individuata in un punto marginale del cantiere e di epoca presumibilmente tardo-romana. È stata accertata poi la presenza in epoca antica di un corso d'acqua sulla sponda meridionale del fiume, già ridotto di portata o addirittura interrato in età romana. È stata trovata una strada. Ai lati resti di strutture murarie, molto probabilmente edifici produttivi per attività che necessitavano l'uso del fuoco. Scoperti resti anche di un edificio di ampie dimensioni a pianta quadrangolare, suddiviso in vani con massiccia presenza di prodotti di combustione. Le ricerche proseguiranno anche con i droni. I reperti mobili verranno, come da prassi, classificati e studiati per ottenere una puntuale datazione del sito. Nei cantieri archeologici e i cantieri invece dei lavori pubblici di Vicenza. Vediamo qual è la situazione. C'è una rivoluzione silenziosa che ribolle sotto a iter burocratici, a percorsi politici, a progetti in fermento. Non ne parliamo troppo forte, ma il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha convocato una giunta straordinaria tutta concentrata sul piano triennale dei lavori pubblici. E qui i numeri volano come sogni da realizzare. Per il 2023 vengono investiti 300.000 euro per il centro per l'impiego di Viale Torino, 500.000 euro per il campo da rugby nel quartiere Ferrovieri, 100.000 euro per realizzare lo spogliatoio femminile e il campo da calcio in via Baracca, 200.000 euro per la manutenzione del verde pubblico, dei parchi gioco, dei giardini scolastici. Sono solo alcune voci del piano triennale, ma i pezzi forti sono il nuovo ponte di Debba, su cui il comune investe 600.000 euro per il 2023, 875.000 per il 2024 e 775.000 per il 2025, in totale 2.250.000 euro. E poi
poi la grande rivoluzione del centro storico. Sulla nuova biblioteca bertoliana 2.700.000 euro per il 2023, 2 milioni e mezzo nel 2024 e altri 2 milioni e mezzo nel 2025. Questo dimostra la volontà politica di questa amministrazione di portare avanti l'obiettivo Biblioteca Bertoliana nell'ex tribunale di Santa Corona con una riqualificazione e rivitalizzazione di tutta la zona. In questo modo Vicenza cambia volto. Oggi nasce la città del futuro. Restiamo a Vicenza per un'iniziativa benefica. Insieme per i bambini malati, i camminatori arrivati da Genova a Vicenza in una marcia di solidarietà, i volontari che nel fine settimana torneranno in piazza con un piatto tipico, polenta e baccalà, una raccolta di fondi con una destinazione precisa. Vanno appunto a favore del reparto pediatrico, quindi dei bambini. I bambini hanno proprio necessità, sono il nostro futuro, dell'ospedale di Genova, e quindi questo è un passaggio significativo di un mondo che ha sempre bisogno di 1000 attenzioni. Siamo in piazza Biade alla mattina, al pomeriggio del sabato e domenica, e in Viale Roma il sabato e la domenica sempre mattina e pomeriggio, e ad Anconetta davanti alla chiesa il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Lì ci saranno il gruppo alpini di Anconetta che farà il servizio. Una sinergia fondamentale quella con il territorio. Noi continuiamo praticamente settimanalmente ad esprimerci in importanti ringraziamenti. Abbiamo bisogno di questa sinergia, non soltanto perché l'oceano è fatto di gocce, e queste sono tutte gocce importanti, ma proprio perché la sinergia tra associazioni e istituzioni contribuisce a creare quell'unguento che fa sì che tutti i servizi possano andare meglio. Dalla solidarietà alla cultura chiudiamo questo trittico di servizi vicentini. Prima di Sophie Duet, l'attrice francese protagonista della Voix humaine di Jean Cocteau, in scena in prima assoluta al Teatro Olimpico di Vicenza da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, sul palco, nello straordinario monologo Tutto al telefono sull'abbandono e l'amore perduto, attrici come Anna Magnani, Anna Proclemer, Sofia Loren. Uno spettacolo firmato da Giancarlo Marinelli, direttore artistico della rassegna, straordinaria chiusura per la 75esima edizione del ciclo di classici all'Olimpico. Uno spettacolo molto strano, nel quale c'è questa strana telefonata di una persona che parla per l'ultima volta con il suo amore. Ecco, diciamo, questo monologo in silenzio, parlare con una persona che non si vede, ricorda qualcosa di sovrannaturale, qualche volta anche di divino, anche se si associa alla disperazione, alla solitudine e lo scioglimento della vita, al desiderio però di ricostruire tutto. Grande attesa per l'opera che corona una stagione straordinaria. Devo dire che mi emoziona ogni nuovo spettacolo dei classici, ma questo è uno spettacolo veramente sui generis, in lingua francese, con i sottotitoli e con una collaborazione che il Teatro Olimpico non aveva mai visto, con anche proprio dei costumi di scena che sono una sperimentazione che fa capire anche l'importanza anche imprenditoriale della nostra città e di come cultura e impresa si leghino. Arrivano le giornate d'autunno del FAI e anche a Bassano del Grappa meraviglie escono dal loro scrigno. Le giornate FAI d'autunno aprono le porte nel fine settimana della chiesa di Santa Maria in Colle a Bassano. Un'occasione davvero speciale sia per la bellezza del luogo, ma anche perché per la prima volta sarà possibile ammirare alcuni preziosi paramenti sacri e oggetti del tesoro della Pieve. Questa visita io la chiamerei una pura emozione, perché guardate, oltre alla storia della chiesa che vi faremo esternamente, per cui Castello degli Ezzelini eccetera, e un po' il passaggio di tutti gli altari di cui è ricchissima, ma vorrei puntare sulla preziosità dei reliquiari, dei libri e delle pianete che per la prima volta in assoluto, che fanno parte del tesoro della Pieve, sono esposti al pubblico. Insomma, un lavoro di 100 persone per fare questa apertura non straordinaria, super straordinaria. Ci è arrivato anche la reliquia di San Bassiano, grazie sempre alla generosità di Don Andrea, che ha veramente aperto le porte, gli armadi, le vetrine, tutto quello che si poteva aprire. E questa è una reliquia, diremmo, che ha una sua particolarità. Al centro, come potete vedere, c'è la reliquia della croce.
e del Calvario, però è attorniata dalle reliquie di possibilmente tutti i santi. C'è questa idea proprio del coro dei santi intorno alla croce. Venite perché questa è un'occasione veramente da non perdere. Dalla Pedemontana alla Laguna torna in acqua l'unico Mussin originale rimasto a Venezia. Questo esemplare di Mussina a 4 remi, realizzato a metà anni 70 dal maestro d'ascia Mario Botte, è l'unico originale rimasto a Venezia ed è tornato a solcare le acque della laguna dallo squero di Sant'Isepo dopo un accurato intervento di restauro. La barca fa parte di un progetto integrato. L'abbiamo portata nella Foresta del Cansiglio grazie al comune di Longarone. Alla Foresta del Cansiglio abbiamo conosciuto il Consorzio Veneto Legno, che è un braccio operativo del Dipartimento Foreste della Regione Veneto. E portiamo finalmente a Venezia legno fatto in Cansiglio, quindi legno del Veneto, che viene usato e trasformato per fare le barche più belle che ci sono al mondo, che sono solamente a Venezia. Un'operazione che in un certo senso ha rinverdito coi camion gli itinerari che durante la Serenissima percorrevano gli zattieri del Piave. Anche la piccola fiera di Longarone ha dato il suo contributo per il restauro di questa barca stupenda. Abbiamo anche trovato qualche soldino per dare un aiuto per questo restauro e siamo felicissimi oggi di poter essere qui. Lo squero di Sant'Isepo è però anche in lotta per la sopravvivenza come patrimonio della città. Recentemente anche assieme a studenti inglesi arrivati dall'Inghilterra nell'ambito del premio istituito alla memoria dei 2 giovani architetti veneti morti nel rogo della Grenfell Tower di Londra. Gli inglesi sono arrivati in massa, in forze, e hanno fatto in modo che in questi 3 giorni, con questo gruppo selezionato e chiuso di studenti, potessero cominciare a ragionare su cosa faremo, cosa possiamo fare di questo squero. Restiamo a Venezia per l'ultimo saluto al re del Remo. Un'altra giornata di lutto per il mondo della voga alla Veneta con il funerale di Beppi Fonger all'indomani delle esequie dell'amico Sergio Tagliapietra Ciaci, entrambi a Pellestrina, nella chiesa di Ognissanti. Per anni i 2 hanno formato una delle coppie più importanti del remo nel panorama lagunare. Entrambi avevano 87 anni e si sono spenti a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Molti rappresentanti istituzionali e del mondo della voga presenti anche oggi. Una persona squisita, una persona che bravo, determinato e uno che non se la rendeva mai. Una delle cose che mi ha anche insegnato è che bisogna cominciare dopo e finire, no? Certo. Quindi questo mi ha aiutato molto nella mia vita, nel lavoro. A ricordare Beppi anche il fratello Palmiro, compagno di molte competizioni. È bene che i giovani sappiano cosa hanno fatto i fratelli Fonger e che meriterebbero che entrassero nella storia, dico una corbelleria, ma ci sono tante calli qui e non sarebbe male che una calle si chiamasse Calle Ciaci e un'altra Calle Fratelli Fonger. Dopo la carriera agonistica, Fonger si è dedicato all'allenamento dei gondolieri, in particolare delle donne, formando campionesse come Gloria Rogliani ed Ebola Scarpa. Prima di salutarci, un ultimo dettaglio su quelli che sono i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo, sono 5.415 le nuove positività riscontrate con i tamponi, che portano il numero delle persone attualmente positive in Veneto a 66.643. Sono una cinquantina i nuovi ingressi in ospedale in area non critica, resta invariato il numero delle terapie intensive, ci sono anche 5 decessi da segnalare, una fase statica dell'epidemia dopo la crescita dei giorni scorsi. Vedremo nei prossimi giorni quali dati arriveranno. A questo punto noi ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.